un'osteria. Di Candida del Piave ci sta un'osteria, un'osteria. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Ci ritroviamo dopo la prima trasmissione che abbiamo fatto io e te di musica, arte, cultura, di qua di là del Piave. Qua di là del Piave ci sono delle osterie dove una volta si viveva la vita vera. Cioè c'era l'aggregazione delle persone, c'era il volersi bene, il chiacchierare, il trattare, perché nell'osteria andavi a trattare anche gli affari, giusto? E allora abbiamo pensato come Veneto Globe di continuare su questa strada, di presentare delle osterie nuove di qua di là del Piave, e ricominciamo da te con la musica, con le canzoni tue, con qualche strimpellata per far ricordare a quelli che già le conoscono o per far sentire a quelli che non le hanno mai sentite le cose semplici che una volta noi godevamo. Guarda, ti posso dire delle cose meravigliose. Tu, e chi ha orecchie intenda, e chi ha cuore ancora di più. Come ti dicevo prima, continuo con dirti che forse mai in queste scadenze primaverili si è fatta così forte in me la nostalgia dell'osteria. Probabilmente sto invecchiando, ma può darsi che sia divenuto semplicemente più maturo e più legato ai moduli di vita di un tempo. Anzi, dirò di più, alla civiltà di un tempo. Perché proprio la civiltà, e di civiltà si tratta, di quella della mia famiglia per prima, che ebbe osterie e punti di ristoro già dal 1210, e dalla gente della mia terra, aperta da decenni a tutte le manomissioni e devastazioni. Non sono un esaltatore acritico del passato, per carità, ma lasciatemi dire che nel nostro passato veneto c'era e c'è ancora molto di buono, di umano, di civile convivenza. Quando mi tocca entrare in un bar di città o di paese, sento il gelido approccio al lucido fulgore delle plastiche e dei truciolati, all'illuminazione che è più metallo che luce, alle macchine da gioco che lampeggiano immagini stereotipate. Se poi entro in una lussuosa pizzeria tutta a volte e specchi, mi colle pur nel calore di certi risvolti mediterranei da fine Ottocento o di attuali colleganze postmoderne in un senso di estraneità, persino di diffidenza. Ecco che ti viene in mente il vecchio modo di incontrarsi in osteria. E adesso andiamo a sentire un pezzo che tu e il tuo amico Alberto avete fatto. Certo. Prego regia. Prego regia. Ciao Albero. Ciao Ugo. Allora, anche oggi fai qualcosa per rivalutare ste osterie che stanno morendo. Benissimo. Stanno morendo tutte. Benissimo. E allora, avuto che commissi con una bella canzonetta, Molto volentieri. magari la strada del bosco, Strada del bosco. e allora vai, dai, Va bene. dai, Va bene. dai che se divertimo. La strada del bosco, le lunga, le larga, le stretta,
La strada del bosco, le lunga, le larga, le stretta, l'è fatta barchetta, l'è fatta per fare l'amor. L'è fatta barchetta, l'è fatta per fare l'amor. Certamente, Ugo, che sentire questi brani, anche se soltanto accennati, piccola parte, accennati, ti viene la nostalgia veramente, qualcosa che conosci. Ecco perché dicevo prima che è molto bello sentire questo e far sentire anche ai giovani come era la vita una volta, forse più faticosa magari, ma più semplice e più umana. Sta di fatto che il clima più congeniale ai miei gusti non può essere che quello di una sana e rustica osteria. È vero, no? Certo. Per quanto in certe zone, in seguito al terremoto, si sia spesso ricostruito in modo poco conforme alla tradizione e anche per nuove e coercenti disposizioni sanitarie, esistono tuttora molte osterie tradizionali recuperate e conservate nel loro primigenio aspetto. E se gli arredi non sono sempre intonati, il fattore umano che vi prevale con la sua tipica aperta socialità rimane simpatico e accattivante. Nell'osteria incontro gli altri, faccio una partita a briscola di 3-7, vengo a sapere le novità della borgata e del comune, mi informo sull'ennesimo incidente stradale. Si parla di affari, di situazioni economiche, di politica, proprie e di terzi, allegre e poco allegre. Nelle osterie venete poi si discute molto di politica. Sì, perché noi effettivamente più che politici siamo politicanti, che è un'altra cosa. Ma intanto davanti a un fiasco di vino si crea l'atmosfera. E allora andiamo a sentire un altro pezzo bellissimo che tu e Alberto abbiamo. preparato. Bellissimo. Davanti a un fiasco di vino, quel fionde un can fa le feste, perché sei un can de Trieste, perché sei un can de Trieste. Davanti a un fiasco di vino, quel fionde un can fa le feste, perché le un can de Trieste. E che piace il vino, e che piace il vino. Davanti a un fiasco di vino, quel fiol di un can fa le feste, perché sei un can de Trieste, perché le un can de Trieste. Davanti a un fiasco di vino, quel fiol di un can fa le feste, perché sei un can de Trieste. E che piace il vino, e che piace il vino, e che piace il vino. Oh, che bello, bello. Vedi Ugo, senti quanto ti coinvolge la musica di un tempo. Però io ho notato che nelle ultime presentazioni anche i nuovi cantanti, anche quelli che erano, come si può dire, fuori dalle righe una volta, stanno cercando di tornare, vedi anche la festa, la grande festa che è stata organizzata per Pino Daniele. Pino Daniele faceva una musica straordinaria, cioè si torna alla poesia nella musica. Sì. E allora raccontami ancora qualcosa. Dicevo, Bruno, che una volta l'osteria era più che altro appannaggio dei maschi, oggi si notano anche molte donne, perché tanti steccati sono caduti, meno male, specie nelle frasche che sono osterie temporanei con vini padronali propri. Trovi l'allegria della fisarmonica, dei Quattro Salti. Mi viene in mente Gino Paoli, eravamo 4 amici al bar, eccetera, eccetera, no? Dunque, dello spuntino con salame e formaggio nostrani. L'osteria è un focolare di amicizia e solidarietà. Certamente si beve, ma
tutto sta nella misura individuale di assunzione delle bevande, che noi altri in pratica non le rispettiamo mai. Esatto. E qui mi fermo, per oggi. Per oggi, Però poi avremo occasione. abbiamo tante altre cose da dire, Esatto, ma però io tante. Vien, biondina d'amor, vien sotto l'ombra di questo cuore, tu riderai biondina in braccio a me, per consolare sto misero cuore. La porti un litro di quel buon, la porti un litro di quel buon, la porti un litro di quel buon, che se lo bevevo. La porti un litro di quel buon, la porti un litro di quel buon, la porti un litro di quel buon, che avevo sete. Volevo farti qualche domanda proprio sul tuo locale, perché ormai è conosciuto in tutta l'area del Coneglianese e anche fuori come un locale dove c'è l'arte, la musica, dove si può godere di un buon bicchiere di vino, di un buon caffè al mattino, di una brioche, cioè è va al di là della cultura dell'osteria normale. Qui c'è la cultura vera e propria. Per esempio, vedo che ci sono delle pitture. Questi quadri li hai inseriti per fare per rendere armonica il tuo locale con, come si diceva prima, con la musica e con l'arte? Direi che per di più faccio omaggio agli autori, che io conosco quasi tutti personalmente. Nella mia lunga carriera artistica ho girato e vagato il mondo, ho conosciuto tantissimi personaggi, i quali mi hanno alcuni regalato delle opere d'arte, come vedi. Poi in questo ambiente il principio è: il vino è cultura, stare insieme significa vivere insieme, e questo è il principio. Questo locale com'è e come lo vedi oggi, diciamo che già nelle province più vicino, parlo Treviso, Venezia, Pordenone, dove andiamo? Andiamo da Ugo. Perché Ugo è un personaggio, è un uomo, è un artista. Diciamo che anche tante volte devo fare da confessore. Poi tu sai meglio di me che davanti a un fiasco di vino tutti facciamo le feste, non solo il Can di Trieste. Allora per cui sono anche un oste molto generoso. Sono molto generoso, capisci? Verso la fine della trasmissione. Sì. Mi dispiace, ma torneremo su questi argomenti e specialmente torneremo a parlare di libri, perché ultimamente è molto importante indirizzare i giovani, ma anche gli anziani, ma anche i meno giovani a leggere di più, perché sentiamo soltanto delle notizie distruttive. Se noi accendiamo la televisione sentiamo notizie distruttive, invece nei libri possiamo trovare... Sono bollettini di guerra. Sono bollettini di guerra. E allora noi salutiamo i nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento per la prossima volta, di qua del Piave è qua con loro. Ciao a tutti, alla prossima.